Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sulle bellezze dell'Arabia Saudita. Vi mostreremo 5 delle città più affascinanti e interessanti da visitare in questo paese, che offre una varietà di attrazioni tra storia, cultura, natura e modernità. Questa non è una classifica, ma una selezione basata su alcuni parametri, come il numero di turisti, la bellezza naturale, l'unicità, le attrazioni imperdibili, la storia, la cultura e l'architettura. In questo video non ci occuperemo di questioni religiose o politiche, ma solo di attrazioni paesaggistiche, culturali e artistiche. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo il nostro viaggio virtuale nell'Arabia Saudita. Riyadh è la capitale e la città più grande dell'Arabia Saudita, situata nel cuore della penisola arabica. Con una popolazione di oltre 7 milioni di abitanti, Riyadh è il centro politico, economico e culturale del paese. La città offre una varietà di attrazioni per i visitatori, che spaziano dai monumenti storici ai grattacieli moderni, dai musei ai parchi, dai mercati tradizionali ai centri commerciali. Iniziamo dal Palazzo di Murabba, costruito nel 1936 dal re Abdulaziz come sua residenza e sede del governo. Il palazzo ospita un museo che racconta la storia della famiglia reale e del regno. Proseguiamo con la Kingdom Tower, o Kingdom Center, uno dei grattacieli più alti del paese, con i suoi 302 metri di altezza. La torre è un simbolo dell'architettura moderna e della crescita economica di Riyadh, e offre una vista panoramica sulla città dal suo ponte di osservazione. Da qui potete godere di uno spettacolo impressionante, soprattutto al tramonto, quando le luci della città si accendono. Passiamo ora al Museo Nazionale, che illustra la storia, la cultura e l'arte del paese, dalla preistoria ai giorni nostri. Qui potete scoprire le origini, le tradizioni, le dinastie dell'Arabia Saudita, attraverso una narrazione coinvolgente e multimediale. La storica fortezza di Masmak, risalente alla fine del XIX secolo, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'Arabia Saudita. Ha testimoniato la coraggiosa riconquista di Riyadh da parte del re Abdulaziz Al Saud, nel 1902, un punto di svolta nella fondazione dello Stato saudita. Entrando nella fortezza, vi sentirete trasportati indietro nel tempo, circondati dagli echi della storia che risuonano tra le sue spesse mura. A breve distanza, raggiungiamo Diriyah, un'antica città che è stata meticolosamente conservata e riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La sua architettura unica, i suoi vicoli stretti e le sue strutture tradizionali offrono uno scorcio sulla profonda storia del regno. Visitare questo sito straordinario è come entrare in un museo vivente, dove il passato incontra il presente. Ma Riyadh non è solo passato, è anche una città di progresso. Grattacieli moderni punteggiano lo skyline, mercati animati offrono un assaggio autentico della vita locale, e la varia scena culinaria soddisfa ogni palato. Riyadh è un'esperienza immersiva, dove potete connettervi con l'essenza della storia dell'Arabia Saudita e le sue aspirazioni per il futuro. Jeddah, situata sulla costa del Mar Rosso, è la seconda città più grande e popolosa dell'Arabia Saudita. È il principale porto e centro commerciale del paese e offre una varietà di attrazioni per i visitatori che spaziano dalle spiagge alle moschee, dai musei ai quartieri storici, dai ristoranti ai festival. Il lungomare di Jeddah si estende per 30 km lungo la costa del Mar Rosso e dispone anche di parchi, giardini, fontane, sculture, caffè e aree di svago. Qui potete godere della brezza marina e del sole. Proseguiamo con la moschea fluttuante, una delle moschee più belle e particolari di Jeddah, situata sulla spiaggia di Al Rama.
La moschea sembra fluttuare sull'acqua, grazie alla sua struttura bianca e ai suoi pilastri che si riflettono sul mare. Continuiamo con il quartiere storico di Al-Balad, il quartiere più antico e caratteristico di Jeddah, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2014. Il quartiere risale al VII secolo ed è il cuore storico e culturale della città. Il quartiere ospita moschee, mercati, musei e gallerie d'arte. Qui potete immergervi nell'atmosfera autentica e tradizionale di Jeddah, tra i suoi vicoli, le sue piazze e le sue persone. Queste sono solo alcune delle meraviglie che Jeddah ha da offrire ai suoi visitatori. La città è una meta imperdibile per chi vuole scoprire la ricchezza e la diversità dell'Arabia Saudita, tra mare e deserto, tradizione e modernità, cultura e natura. Madain Saleh è un'antica città situata nell'Hejaz settentrionale, a circa 22 km dalla città di Alula, a circa 500 km dalla città di Petra, in Giordania. La città risale al primo millennio a.C. ed è stata abitata da Tamudeni e Nabatei, due popoli arabi che hanno lasciato tracce della loro civiltà e arte. La città è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2008 ed è stata la prima in Arabia Saudita ad ottenere questo riconoscimento. Le 131 tombe, scavate nella roccia, sono il principale elemento architettonico di Madain Saleh e si distinguono per le loro facciate elaborate e decorate con motivi geometrici, floreali e animali. Le tombe risalgono al periodo nabateo, tra il II secolo a.C. e il II secolo d.C., e testimoniano la ricchezza e il potere di questa civiltà, che controllava le rotte tra l'Arabia e il Mediterraneo. Sono raggruppate in diversi settori, tra cui il più famoso è quello di Qasr al-Farid, dove si trova la tomba più grande e maestosa, conosciuta come il Castello Solitario. Il sito è una meta imperdibile per chi vuole scoprire la ricchezza e la diversità dell'Arabia Saudita, tra storia e religione, arte e natura, cultura e avventura. Raggiungiamo la quarta tappa, la città di Aba, capoluogo della provincia di Asir. Aba è situata a 2200 metri di altitudine, a circa 40 km di distanza dalle coste del Mar Rosso. La città offre una varietà di attrazioni per i visitatori, come moschee, parchi e l'Aba Festival estivo. Il Parco Nazionale di Asir è il parco più grande dell'Arabia Saudita e si estende per circa 6.500 km² attorno alla città di Aba. Il parco offre una varietà di paesaggi, piante e ospita anche diversi siti storici e culturali, come il villaggio di Rijal Alma, un paese di oltre 900 anni, che presenta circa 60 edifici a più piani in pietra, argilla e legno. Continuiamo con il villaggio di Abala, uno dei villaggi più antichi e caratteristici di Asir, situato a circa 60 km dalla città di Aba. Il villaggio è stato fondato nel XVII secolo da una tribù di montanari ed era accessibile solo tramite delle corde, da cui il suo nome, che significa corda, in arabo. Il villaggio è stato trasformato negli anni 90 in un'attrazione turistica. La quinta e ultima tappa è Taif, una città situata a un centinaio di chilometri a est della Mecca, a 1800 metri di altitudine. Con una popolazione di circa 688.000 abitanti, Taif è la sesta città più popolosa del regno. La città ha una storia antica e religiosa, essendo stata visitata dal profeta Maometto nel VII secolo. La città è stata definita la migliore destinazione estiva dell'Arabia Saudita, in quanto gode di un clima moderato durante l'estate, a differenza della maggior parte della penisola arabica. Si distingue dal resto della regione, in quanto è una città che svolge un ruolo attivo nella produzione agricola dell'Arabia Saudita,
ed è anche conosciuta localmente come Città delle Rose. Taif è collegata alla vicina località turistica di Al-Ada tramite l'iconica Highway 15. Al-Ada è una città che, grazie alla presenza di numerosi hotel a 5 stelle e parchi a tema, è una vera attrazione per i turisti. Siamo arrivati alla fine del nostro video sulle bellezze dell'Arabia Saudita. Abbiamo visto 5 delle città più affascinanti e interessanti da visitare in Arabia Saudita. Per non urtare la sensibilità, abbiamo preferito non includere tra le destinazioni turistiche Medina e la Mecca, le 2 città sacre per i musulmani, che richiedono particolari condizioni per essere visitate. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per non perdervi i nostri prossimi video. Grazie per averci seguito e alla prossima!